Una persona lenta, pigra, ecco, una persona che sta sempre sfatta, è debole, è loffio, ecco, in lingua, una che non può mai fare niente, non si può essere a coppo di pane, in lingua napoletana diventa chi è proprio una molle vrachiera. Una delle domande che mi sono sempre fatto è: ma cos'è sto vrachiere? Uno può pensare che c'entrino le braghe, la brachetta, cose del genere. In realtà no, infatti qualcuno traduce molle vrachiere sino a molle mutande. In realtà non è esattamente così, perché il vrachiere è un dispositivo sanitario che in napoletano veniva detto o parawaller. Sì, cos'era? È un dispositivo sanitario che serviva appunto a sostenere, a tenere su l'ernia scrotale. Ecco, questo passava sulle spalle, sulle scapole, si teneva su con degli elastici. Ora questi elastici normalmente a lungo andare perdevano la loro tonicità e quindi si ammosciavano, si afflosciavano, si sguallariavano, ecco il termine giusto, e quindi il termine per definire uno che è veramente un tipo molle è proprio una molle vrachiera. Nel secolo scorso accadeva che molto spesso l'ernia scrotale, cioè la wallera, non si operava, ma la si lasciava purtroppo crescere a dismisura e per questo era necessario avere questi vrachieri. Mio nonno Amedeo era noto per avere una wallera di cospicue dimensioni, è quello che è il nome mio, insomma, forse l'ho ereditato pure io, la stanchezza del nonno Amedeo, perché chiaramente chi tiene la wallera da fare le cose lemma lemma, chiano chiano, insomma, quindi è di fatto necessariamente lento, pigro. Nonno Amedeo non se l'ha mai operata perché in realtà grazie alla wallera lui fu riformato e quindi non partecipò alla seconda guerra mondiale e quindi insomma sa, si può mai sapere, potesse succedere una guerra, quindi preferì tenersela e poi se la operò solo negli anni 80, l'anno successivo morì, forse era meglio che non se la fosse mai operata. Voi sapete che chi teneva l'ernia scrotale, la wallera, spesso veniva sfruculiato dai napoletani, i quali chiedevano come era il tempo, sì, perché si riteneva che potessero prevedere, grazie al fatto che l'ernia tirava di qua e di là ogni tanto, come sarebbe cambiato il tempo. Lui non si offendeva mai, anzi però rispondeva sempre: voglio però una comunità, insomma, fatelo pure tu. Una persona lenta, un muscio, uno che sta sempre sfatta, ecco, in lingua napoletana viene pure appellato nei grida e nei chiorde, tenisse chiorde in de cosce. Cosa sono queste chiorde? In realtà è la corruzione della giarda, che è una malattia che colpiva i cavalli, soprattutto nei legamenti, insomma, nelle giunture, e che gli impediva ovviamente qualunque tipo di movimento. Quindi tiene chiord, sta sempre ferma nello stesso posto. Un altro che sta sempre stravaccato e non si muove mai, i napoletani usavano un modo antico per definirli: ma che tu fosse un francesata, ma che tu un francesata. Qui il riferimento semantico addirittura è al mal francese, la lue, la sifilide. Sì, perché la sifilide portava abbattimento corporale fino all'astenia e talvolta problemi alla vista, fino nei casi più gravi alla cecità. E questo, tra le altre cose, ci spiega perché quando andavamo in parrocchia da bambini i preti ci ammonivano sempre, ci invitavano a non toccarci, ecco, perché altrimenti, dicevano i preti, diventate ciechi. Beh, io questo fatto della cecità non me la sono mai spiegata, piuttosto mi sarei aspettato un braccio slogato, un gomito rotto, ma invece poi ho capito qual era la connessione fra il piacere individuale e la cecità. In realtà poi noi lo chiamavamo mal francese, ma i francesi l'hanno sempre chiamato mal napolitain, sì, perché Carlo VIII alla fine del 400 l'esercito di Carlo VIII porta la sifilide a Napoli, scoppia la più grande epidemia di sifilide della storia. Noi sostenevamo che l'avevano portato i francesi, quindi mal francese. Loro sostenevano che i soldati francesi l'avevano contratto a Napoli dalle prostitute napoletane e quindi mal napolitain. A proposito di dispositivi medici che ormai non vengono più usati, oltre al parawallera, diciamo al vrachiere, esisteva un altro dispositivo che era il serviziale. O serviziale era il nome che i napoletani avevano dato appunto al clistere. Il clistere, questo dispositivo per cui appunto il liquido scendeva attraverso un tubicino con un beccuccio che veniva infilato nel deretano. Ecco perché ancora oggi, quando qualcuno dice gli sono andato a quel servizio, gli sono andato in culo, usa appunto citare il serviziale. Lo so aiuta a chi lo servizio.